Cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, sono in 11 dopo il ritiro di Henkel Spritz, 1 Elfo LZ, 2 Ellie George, 3 Vita Risaia TRGF, 4 Elton Francis, 5 Vita Trio, 6 Eldorado, seconda linea, 8 Entrainment Call, 9 Eiolo, 10 Ellero, 11 Vita Peron, 12 Exodus B. Pronostico che vede Ellie George netta favorita, 5 vittorie consecutive, poi un secondo e un terzo. Oggi prova a riprendere il filo delle vittorie. Elfo LZ è il controfavorito insieme a Ellero. Macchina che accelera, partiti con Ellie George velocissima che supera Elfo LZ, all'esterno veloce anche Vita Trio che però rimane all'esterno per l'inserimento appunto di Elfo LZ che cerca di serrare sotto perché insiste e Vita Trio nel tentativo di farsi spazio forse riesce a procurarselo. Numero 8 Entrapment Call Squalifica intanto per squalificato. Entrainment Call, non è ancora passato però in seconda posizione Vita Trio e Elfo LZ a questo punto rientra e il quarto iniziale se ne va in 28-1, poi si riesce a sistemarsi seconda e Vita Trio a prezzo di un 28-1 davvero notevole. All'esterno c'è la progressione intanto di Evita Peron che si trascina Eldorado. Intanto i 600 in 43,5 sullo slancio nonostante il 15,4 ne scaturisce comunque un parziale ancora svelto e si va da 1,12,5. Ora ci sarà un ulteriore rallentamento, pensiamo 58,6 comunque con un 15,1 ancora. E vediamo ancora percorsi esterne Vita Peron dopo un chilometro in 1,13,7 in cui Ellie George sta veramente andando a gran velocità. Tentativo ora anche di Ellero di venire via a 450 dall'arrivo. Davanti però sono sempre Ellie George, Vita Trio e Elfo LZ. Ultimi 250 metri di gara, situazione tattica che non cambia. Nessuno riesce a farsi luce sulla velocità di Ellie George che affronta isolata la retta d'arrivo e vince da dominatrice, ma corre alla grande Vita Trio che fa suo il secondo posto, mentre al terzo è ancora Elfo LZ contro Elton Francis. Si è viaggiato davvero forte, 1,13,3, 28,9 a chiudere, ma tutto molto semplice per Ellie George che Roberto Vecchione porta subito al comando per emergere nettamente dopo un 28,1 iniziale con cui respinge Evita Trio che poi è ottima seconda davanti a Elfo LZ. Successo quindi per la favorita Ellie George che riprende così il filo delle vittorie. Roberto Vecchione di Sediolo per conto di Holger Ehlert e della scuderia Écurie Suprême.